c'è bisogno di venire dopo i giorni terribili, i primi giorni, per rendermi conto della situazione. Il tema è comprendere, dopo che l'autorità giudiziaria avrà compiuto i propri passi, rendersi conto dell'azione che dobbiamo mettere in campo. Se certamente saremo nelle condizioni di poter intervenire, lo faremo con i fondi che noi abbiamo come fondi di sviluppo e coesione, per assegnare certamente a questo territorio una disponibilità finanziaria per il recupero ambientale. Bisogna tuttavia capire le responsabilità e comprendere attraverso l'azione giudiziaria se la Regione può intervenire immediatamente o se deve trascorrere un lasso di tempo necessario per avere contezza delle responsabilità e quindi di tutti gli atti conseguenti che debbono essere fatti. Ovviamente nel momento in cui questo sarà fatto, la Regione attraverso il Comune potrà intervenire anche in danno nei confronti dei soggetti che restano obbligati e che hanno la responsabilità di questa azienda. Attendiamo i passi della magistratura per poi assumere le decisioni conseguenziali. Sindaco, c'è la vicinanza da parte dell'assessorato regionale di Chiuso. Il rapporto con l'onorevole Di Mauro è stato sempre attivo e costante, l'interlocuzione è stata continua e l'onorevole Di Mauro ha sempre seguito in prima persona gli sviluppi di quello che noi abbiamo sofferto e visto, e la presenza oggi dimostra la vicinanza alla città delicata, la vicinanza all'osservazione del problema, e materialmente i passi che stiamo muovendo sono nella direzione di trovare la soluzione al problema. Oggi la soluzione che dobbiamo andare a individuare è mettere in sicurezza il sito, dare sicurezza ai nostri concittadini sulla qualità dell'aria e sulla vivibilità dell'ambiente. Questo è il risultato che vogliamo raggiungere e l'onorevole Di Mauro, l'assessore Di Mauro, è vicino ai licatesi e alla città di Licata. Grazie.